Benvenuti a Parco Giardino Sigurtà. Siamo al centro del grande tappeto erboso e continuiamo il nostro viaggio nei colori. Oggi vi racconto del Rus cotinus o albero della nebbia o albero parrucca. È un arbusto vigoroso che può arrivare fino ai 3,5 metri di altezza e è un arbusto molto rustico, è un arbusto semplice, ma in questa stagione indossa il suo abito più bello, che è tutta una serie di rossi, scarlatti, viola, per le sue foglie dal picciolo molto lungo. E in primavera fa una piccola infiorescenza di fiorellini gialli che poi si ricoprono di piumini quasi rosati che avvolgono la chioma dell'arbusto quasi fosse immerso nella nebbia, ecco perché il suo nome così romantico. In questa stagione diventa di questo rosso molto particolare e si nota sempre nel nostro verde brillante del grande tappeto erboso come macchie isolate oppure a gruppetti di 2, 3, 4 elementi. Ancora un altro scorcio del grande tappeto erboso e questa parte di giardino è come se fosse una grande aiuola non fatta di fiori stagionali ma di arbusti perenni. Il Rus a primavera ha una foglia color verde bottiglia che poi man mano che va verso l'apice del ramo diventa bordeaux. In questa stagione cambia colore, alla sua base un tappeto di foglie che fanno coriandoli e notando appunto da distante questa zona del giardino sembra quasi che gli arbusti di diversi colori e che a seconda della stagione poi si sviluppano siano quasi fiori e quindi il bordeaux del ruscotino piuttosto che del berberis, il bianco dell'erba della pampa, nonché le macchie di ovviamente sempre verdi come i ginepri ai miei piedi che fanno quasi da quinta teatrale. Il giardino è meraviglioso, la natura cambia sempre, cambiate anche voi con essa.